Ci potrebbe essere anche una lista trasversale espressione dei sindaci del territorio alle prossime elezioni regionali. È l'ipotesi emersa oggi durante la particolare festa di compleanno del sindaco di Trivignano, che ha raccolto una trentina di primi cittadini per condividere difficoltà e possibili soluzioni. Francesco Rossi. Una festa di compleanno speciale, occasione di incontro tra amministratori locali di proposta politica. L'ha organizzata per i 50 anni Roberto Fedele, sindaco di Trevignano Udinese. Presenti tra gli altri il Consiglio Comunale e la Giunta, nonché una trentina di sindaci friulani. E così i festeggiamenti diventano un momento di confronto, specialmente sui problemi delle piccole e medie amministrazioni, a partire dalla carenza di personale, aggravata, dicono, da quando nel 2014 il Consiglio regionale votò la norma che prevedeva per i dipendenti del comparto unico la possibilità di trasferirsi senza il parere vincolante dell'amministrazione di provenienza. Noi avevamo e abbiamo ancora una pianta organica di 12 dipendenti, ne abbiamo persi 7, facciamo veramente fatica a garantire i servizi primari ai cittadini, ci rimbocchiamo le maniche. Analogo il problema di altre amministrazioni piccole come Carallino. Bisogna ripensare un momentino all'organizzazione delle UTI, all'organizzazione regionale e dei comuni, nella più equa distribuzione delle funzioni. Mentre il sindaco di Lestizza, dopo l'appello lanciato dai nostri microfoni nei giorni scorsi, è stato subissato di proposte da tutta Italia, alle quali però ha dovuto dire no perché non è consentita la funzione diretta ma solo tramite concorso, e c'è anche chi avrebbe lavorato gratis. Mi ha sorpreso la comunicazione, un'email che mi ha mandato un pensionato triestino, ex dipendente comunale, dove diceva che si metteva a disposizione dell'amministrazione per tutto il tempo che serviva, e con mio rammarico ho dovuto rispondergli che non è possibile. Difficoltà che potrebbero sfociare, convengono i primi cittadini, in una proposta politica. Io auspicherei veramente che i sindaci in maniera trasversale costruiscano loro un progetto loro e che lo portino avanti. Una lista dei sindaci trasversale alle prossime elezioni? Perché no? Perché no? Sarebbe un sogno e sarebbe anche qualcosa che si può concretizzare. Una lista trasversale per dare voce, dicono, ai piccoli territori. Obiettivo le prossime elezioni regionali.